Salve e benvenuti a Televignole. Ancora vi parlo di storia della nostra Repubblica per suo conto. In particolare preghiere ed esorcismi contro le calamità nelle campagne. Sai che è la zanzara tigre, che è la siccità, la peronospera, le talpe. Cosa fede una volta contro queste robe qua? Noi aveva l'autam, noi aveva tanti altri prodotti. Ecco, mi veleso quello che ha scritto Livo Bertamini da me, presidente della Repubblica dei Vignoli. Frequenti ed improvvise erano le calamità che si abbattevano sulle campagne senza che si potessero trovare mezzi efficaci per contrastarle. Arrivo di vermi famelici e assalti di cavallette voracissime costituivano dei veri e propri flagelli. Madonna. Fin dal lontano concilio di Costantinopoli, i padri della Chiesa si erano posti il problema di come comportarsi qualora le colture nelle campagne fossero state attaccate da locuste o da altri insetti. Dapprima si escogitò il sistema di promettere somme di denaro a chi fosse riuscito a trovare qualche rimedio, ma ogni azione tendente a sconfiggere simili piaghe risultò ben presto vana. Nonostante questo, la Chiesa ricorse allora contro queste devastazioni agli anatemi. Venivano lanciati nelle campagne colpite durante affollatissime processioni, dalle quali salivano a Dio disperate ed angosciose invocazioni di aiuto che facevano coro alla voce del prete. Pensa un po'. Nonostante simili riti fossero combattuti dagli uomini di Chiesa più illuminati per gli evidenti pericoli di contaminazione della santa religione, con pratiche magiche e stregonesche, essi finirono con l'imporsi un poco ovunque come unica e salutare medicina. Il contenuto di alcuni di questi esorcismi è molto interessante. Abbiamo ragione di supporre che venissero recitati non solo anteriormente, ma anche durante e dopo il secolo XVI, da noi considerato perfino in zone quali ad esempio l'Oltresarca, dove a detta dell'arciprete Santoni, che ebbe la cura delle anime di Arco nella seconda metà del 1700, la popolazione era tra quelle più miscredenti di tutto quanto il contado, Sacrestani, Isola Rossa, stalinista. Ecco il tenore di un esorcismo di un certo Monsignor De Zaulis di Faenza, stampato a Roma e utilizzato dai parroci di molte diocesi d'Italia, fra i quali anche il nostro arciprete nell'anno 1776. Egli lo declamò in 4 differenti posti della campagna attorno ad Arco. Questi, peraltro, aveva udito recitare tale esorcismo allorché ancora dodicenne si trovava in qualità di chierico presso un certo Don Matteotti, a quei tempi curato di Bezzecca in Val di Ledro. Ecco l'esorcismo. Io vi esorcizzo, vermi pestiferi, in nome di Dio Padre Onnipotente, in nome di Gesù Cristo suo Figlio e dello Spirito Santo, affinché subito vi allontaniate da queste vigne e passiate in altri luoghi nei quali non possiate nuocere ad alcuno, e nel maledirvi al posto dell'Onnipotente il Dio, di tutta quanta la corte celeste, in nome di tutta la Santa Chiesa, acciocché, ingiuriati dall'arsura dovunque sarete andati, calando di numero di giorno in giorno ed arrivando ad essere sempre di meno, non si trovino di voi neppure i resti se non quelli necessari alla salvezza e all'uso dell'uomo, che si degni di conservare colui che sta per venire a giudicare i vivi ed i morti e la razza umana attraverso il fuoco. Questa nenia, recitata in latino, aveva il potere di produrre su degli animi semplici un sicuro effetto ed un grande sbalordimento. Qualche rara persona di buon senso, tuttavia, di fronte a scongiuri come questo ed in presenza di non infrequenti scomuniche combinate in forme magico-rituali addirittura contro degli insetti, trovava il coraggio di fare delle critiche severe, anche perché le povere comunità dovevano elargire in simili circostanze ai celebranti i lauti compensi. E anni ed ore anche perché non era l'autunno, non era spray, non era gli anticritogamici.